Attenzione, il tiro quasi a sorprendere il numero 1 dell'Oliveto da centrocampo, pallone prontamente appoggiato in calcio d'angolo. Pallone che quasi riesce a passare, invece c'è l'intervento, attenzione per il tiro che riesce ad arrivare a fil di palo per il gol dell'1-1 dei Gladiatori praticamente l'ultima azione del primo tempo, arriva il pareggio delle maglie gialle. Eccoci pronti, il tiro che riesce a passare ed è gol del 2-1 dei Gladiatori al primo pallone toccato e calciato in porta di questo secondo tempo, arriva il gol del 2-1 delle maglie gialle. Pallone che riesce quasi ad arrivare dall'altra parte, attenzione, addomesticato, il tiro riesce addirittura a passare, al numero 9 il 3-1 dei Gladiatori adesso al primo minuto di gioco del secondo tempo, addirittura 3-1 con il gol di Daniel D'Andrea. Sempre in campo c'è spazio Ruggero, in avanti Ruggero, lezioso il tocco qui, attenzione Gladiatori, in avanti si trova spazio D'Andrea che arriva poi addirittura con il destro, pallone che sfiora il palo, termina sul fondo. Lunghissimo il pallone, attenzione, riesce addirittura a passare in avanti, D'Andrea con il destro, la chiude qui il numero 9 dei Gladiatori, il suo centravanti, il gol del 4-2 e nel frattempo arriva anche il triplice fischio di una partita infinita.